Sì. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda la pagina sportiva. È appena terminato lo stadio Friuli Udinese e Fiorentina con la vittoria della Fiorentina per 2-0. Per noi sul posto c'è Enzo Cataruzzi che è già fuori dallo stadio. Ci scusiamo un attimo per i collegamenti, ma oggi causa maltempo, insomma le linee sono un po' balorde. A te Enzo per il commento. Guarda, la gente qui è molto delusa perché i 21.000 paganti tra abbonati e paganti sono rimasti veramente delusi. L'Udinese poteva andare in vantaggio al primo tempo anche 2 volte, ma le ha sbagliate veramente tutte ed è stata punita al 90° con il secondo gol della Fiorentina. La Fiorentina non ha rubato niente perché ha giocato un'onesta partita, solo che l'Udinese non ha saputo concretizzare proprio niente. A centrocampo ha perso molti palloni e certamente dovrà lavorare molto su Til per vedere di recuperare questa squadra. Certamente non meritava una punizione così grande a mio modo di vedere, però purtroppo il calcio è questo: quando tu sbagli l'occasione purtroppo devi subire. Certamente ha tentato mettendo Pafundi a 8 o 10 minuti dalla fine, cosa che poteva evitare, poteva metterlo prima, i cambi forse non li ha azzeccati, ma in ogni caso c'è molto da lavorare perché mercoledì c'è Napoli, avremo il Napoli e poi c'è il Genoa. Non ci sono più passeggiate, ormai il rodaggio è finito, si sperava oggi in una vittoria, magari in un pareggio, invece al 90° è arrivata questa doccia gelata che ha creato questo fastidio enorme in tutto lo stadio, insomma, perché insomma certo. è stata una Senti, cosa veramente i brutta. tifosi che stanno uscendo, che vedo che stanno passando davanti a te nella zona della curva sud, ecco, Sì. che umore hanno? Ma l'umore è veramente basso. Tra parentesi c'è stato anche un siparietto, secondo me, increscioso, perché quando c'è stato un minuto di raccoglimento per il ex capo dello Stato napolitano, la curva ha fischiato. E questo non è stata una bella cosa, ma comunque sia, questo è l'umore che si è registrato qui allo stadio. Un po' quello che è capitato ieri a Milano, insomma. Sì, praticamente insomma lo sfogo dello stadio, lo sfogo un po' anche dalla gente, ormai non c'è più remora su niente, su nessuno, e per cui il nervosismo si è fatto sentire anche qui allo stadio, per sostanza. Certo. Ecco, tu hai detto adesso già bisogna leccarsi mercoledì sera c'è la sfida contro il Napoli al San Paolo e poi domenica pomeriggio di nuovo al Friuli contro il Genoa. Sono punti, gioco forza da fare, bisogna mettere almeno in cantiere 3 punti che si spera almeno col Genoa, ma se tanto mi dà tanto, se portiamo a casa fosse un pareggio, un punto in 2 partite è già un miracolo, insomma. Ma qualcuno addirittura mormorava, qualche collega, qui 0 punti in 3 partite. Io penso, sono dalla tua opinione, potremmo portare 3 punti col Genoa oppure 1 punto, ma col Genoa noi dovremmo assolutamente fare punti, qui non ci sono più alibi. In sostanza l'Udinese... Ecco, io do per scontato che a Napoli ritorniamo con le pive nel sacco, però magari il Napoli visto all'opera, però attenzione, il Napoli di Garcia non è il Napoli di Spalletti, magari insomma chissà, no? Oddio, i miracoli si possono anche sperare, insomma, i miracoli sono all'ordine del giorno. Abbiamo visto anche recentemente il sangue di San Gennaro ha dato una mano al Napoli, può darsi che San Scrosoppi dia una mano a noi, ma insomma la vedo un po' molto difficile, molto difficile. Certo, Poi c'è da segnalare anche l'arbitro, il signor Chiffi, che non ha fatto una bella figura, probabilmente aveva dimenticato i cartellini a casa e non ha ammonito quasi mai, voleva fare così una partita in inglese, ma creando un po' un fastidio insufficiente certamente, insomma. Forse c'è da segnalare un rigore non dato all'Udinese, una spinta molto evidente che poteva essere anche rigore. Io penso che le moviole stasera ci diranno se era rigore o meno, in ogni caso non è un alibi, insomma, la sconfitta è netta. Bene, io adesso direi che possiamo chiudere qui per quanto riguarda questa finestra informativa dedicata a Udinese e Fiorentina. Grazie ancora come sempre per la tua preziosa collaborazione. Ricordo che nel corso della giornata ci sarà, ecco perché non mi vedete in studio, perché abbiamo appena terminato una registrazione per quanto riguarda un servizio di ciclismo juniores che si è svolto quest'oggi nelle valli del Natisone, dunque tra un paio di, diciamo entro un'ora, insomma, sarà online e vedrete insomma anche la pagina dedicata al ciclismo. Chiudiamo qui per quanto riguarda l'Udinese. Enzo, mandi alla prossima.